Andrea, io immagino ci siano molte mamme, noi siamo molto seguiti dalle signore, molte mamme che magari hanno un ragazzino o una ragazzina che hanno deciso che vogliono assolutamente danzare, che magari hanno talento, ma la via del professionismo non è così semplice, ma vale la pena di incoraggiare e dire tenta comunque, perché io lo ripeto, sono nate delle stelle all'interno della tua scuola, forse quindi vale la pena di tentare, ma sì, cosa dici tu ai tuoi allievi? Io inizialmente dico bisogna lavorare molto, bisogna studiare molto e dopo si può pensare all'esibizione fisica a livello teatrale. Per cui bisogna affrontare la danza con molta umiltà, con molta passione e soprattutto bisogna studiare con dei buoni maestri. Ecco, e quindi anche diamo dei consigli sulla scelta della scuola. Attenzione, ce ne sono molte. A cosa dobbiamo fare attenzione quando scegliamo Allora, le io scuole? credo che l'importante sia quello di non scegliere la scuola perché è la più vicina a casa, ma informarsi sulla scuola stessa, soprattutto chi insegna. Chi insegna dovrebbe essere stato un ballerino o una ballerina. Per poter trasmettere quest'arte è importantissimo avere praticato quest'arte. Per quanto riguarda i bambini, allora cominciamo così presto, con bambini così in tenera età, la danza fa un po' paura forse adesso più di una volta perché è disciplina, è il corpo che deve assumere delle posture forse innaturali. Come funziona? Se i bambini comunque comprendono questo, sono disponibili a tutto, nel senso che sono disponibili ad affrontare questo tipo di disciplina, non hanno assolutamente problemi, l'importante è la comprensione, il perché si fanno alcuni movimenti. E ci sono dei danni fisici che potrebbero venire da magari un cattivo insegnamento? Certo, ci possono essere dei danni su un giovane corpo in via di formazione se i ragazzi studiano con maestri non bravi, per cui è molto importante avere molta cautela, soprattutto nell'impostare tecnicamente un ragazzino. L'impostazione della schiena è fondamentale, l'impostazione del busto è importantissimo, l'on dehors dei piedi è importantissimo perché non è naturale. Ecco, stiamo vedendo questo lavoro dei piedi, esatto, il lavoro dei piedi dell'on dehors. A fagiolo. Cos'è che dà la danza? A parte chi arriva al professionismo, quindi diventa un vero e proprio lavoro, ma per chi magari non approda al palcoscenico, nella vita di tutti i giorni cosa ci porta? Cosa ci dà la danza? Beh, è una grande disciplina, quindi una grande formazione, da dinamica, da musicalità, da un fisico splendido. Ecco, questo può essere un'idea, no? Invece della palestra, anche perché si può fare lezioni di danza classica non da professionisti, certo, da amatori, diciamo. Sì, oggi tutto il mondo vuole danzare ed è vero che tutto il mondo può danzare, ma non tutti possono essere dei ballerini. Però la danza dà anche a chi affronta questa tecnica a livello amatoriale, dà un'impostazione fisica, una tenuta muscolare, una forza e soprattutto una disciplina anche interiore che poche discipline sanno dare, io credo. E poi una presenza anche, grandissima secondo me, presenza. perché chi fa danza classica ha una presenza incredibile, sì, cioè, un quella grande che si chiama portamento. È un portamento, sì, presenza scenica, cioè sul palcoscenico sì. La presenza scenica, ma presenza scenica anche fuori dal palcoscenico c'è un portamento incredibile, una credibilità, sono proprio più credibili degli altri, proprio per come stanno seduti, per come si muovono, come non faccio io che invece sono un po' vinoccolata. Chi non approda al palcoscenico, ha altri sbocchi eventualmente? Pochi. Sbocchi a livello professionale sono veramente pochi perché per danzare a livello professionale bisogna sicuramente studiare 8 anni di studio, bisogna fare 8 anni di studio con un buon maestro oppure uscire da scuole di prestigio come non so, il Teatro alla Scala, come San Carlo di Napoli, l'Opera di Roma che hanno al loro interno la scuola di ballo. Dopo questi 8 anni di studio ci sono le audizioni
allora un ragazzo appena diplomato, una ragazza appena diplomata può fare l'audizione e se ha le capacità, il talento, entra in una compagnia di balletto, in un corpo di ballo. Solo dopo si può pensare di affrontare l'insegnamento, per esempio, mentre per chi affronta amatorialmente l'unico beneficio che ha è di cultura e diletto, cioè certo, per se stesso. Andrea, e una volta appese le scarpette, per i professionisti intendo, cosa succede? A parte che devo dire che si arriva tardi ad appendere le scarpette. Pensiamo, beh, non per tutti. Non per tutti, molti... i casi tipo le conosciutissime Carla Fracci, Liliana Cosi. Sono grandissime artiste, quindi continuano la loro attività, mi pare anche giusto. Ma a che età più o meno si smette di danzare? Verso i 40 anni, 45, comunque non è male. si ferma, insomma una carriera di 20-25 anni. È una buona carriera tutto sommato, ci 20, sono altre 25. discipline dove si deve abbandonare prima. Sì. E allora si appendono le scarpette e cosa si fa? Qualcuno può insegnare? Qualcuno può insegnare, altri possono dedicarsi, non so, si possono dedicare alla musica, si possono dedicare a tantissime altre attività inerenti allo spettacolo, alla scenografia, cioè tutto quello che gira attorno, allo spettacolo. Altri invece che smettono e punto. Mentre coreografi come si diventa? Perché tu sei coreografo. Sì, i coreografi sono quelli che fanno ballare gli altri. Inventano dei movimenti, hanno qualcosa da dire. E qui entra in gioco la creatività, no? Entra in gioco la creatività, sì. Il bisogno proprio di esprimersi attraverso il corpo di altri ballerini. Ecco, noi ricordiamo fra l'altro che Andrea Francesconi ha studiato con i migliori insegnanti, si è perfezionato a Parigi e New York come professionista e si è esibito nei più grandi teatri italiani e anche a Parigi nel Balletto Classico di Versailles accanto a ballerini di fama mondiale, quindi insomma un curriculum di tutto rispetto. I ragazzi, in che percentuale sono sui tuoi allievi? Sono meno? Sono pari? Maschi? Maschi, sì. Sono pochissimi. Infatti i maschi iniziano molto più tardi delle femmine, però quando iniziano danza sono più motivati, nel senso che sono loro che scelgono direttamente di fare danza e se sono dotati diventano ballerini con più facilità delle femmine. È davvero, io ne conosco di ragazzi così che arrivano magari proprio a cominciare io ho avuto a 18 anni, no? 17 io ho avuto anni. un allievo 7-8 anni fa che lui ha iniziato molto tardi, aveva iniziato verso i 16 anni 17, però con una grande passione, un grande entusiasmo, ha cominciato a studiare tutti i giorni, 2 lezioni al giorno e adesso danza col Connecticut Dance Theatre a New York. Ed è Riccardo Rosas. Accidenti, che meraviglia. E quindi i ragazzi maschi arrivano più facilmente, perché sono più motivati, quindi evidentemente c'è già una preselezione iniziale e arrivano a fare anche per esempio anche per le femmine, per esempio Lorenza Mario che è una star ormai televisiva, esce dalla nostra scuola e ha studiato solamente classico. Infatti. E poi ha fatto quello che ha fatto in televisione. Poi Silvia Rossetto, quella con cui danzavo prima, che adesso fa la prima ballerina in Germania, ma ha ballato anche in Italia all'Opera di Roma, alla Fenice di Venezia. Poi Claudia Miazzo che balla a Parigi. Poi un'ultima allieva che adesso è entrata al teatro alla Scala, sta facendo Giselle di Mazzec. E insomma una serie di allievi che sono diventati importanti, li salutiamo tutti perché sono tutti poi di casa nostra, sono tutti padovani, quindi anche se sono lontani il nostro pensiero, il nostro augurio di buon Natale arriva fino a loro. Andrea, grazie per questa pagina che abbiamo dedicato alla danza. Grazie a voi. Io vi ricordo per tutte davvero le mamme che fossero all'ascolto, anche i bambini, le bambine che fossero all'ascolto e che pensassero a un possibile avvicinamento alla danza classica, noi siamo qua, la redazione di Linea Aperta Nord-Est è come sempre a vostra disposizione per darvi delle informazioni, per darvi dei consigli, per mettervi
in contatto con l'Accademia di Avviamento Professionale, perché il Centro Studi Danza Classica è l'accademia che vi può far diplomare, perché appunto per essere professionisti, per accedere ai concorsi, bisogna avere il diploma. Quindi io ringrazio moltissimo Andrea Francescon. Come passerà il Natale, Andrea? Credo riposandomi a casa. Perché almeno per questo periodo Sì. La scuola chiude, La scuola chiude, per cui sì. si può un pochino, ci si può riposare. Che regalo consiglieresti per gli amanti della danza, per tutti coloro che sono amanti della danza, sia che la pratichino che no? Magari, Tanta musica. infatti stavo per dire, magari musica. Tanta musica, sì. Sicuramente. E qual è il tuo balletto preferito in assoluto? Ma io sono un grande appassionato di Balanchine, che è un grandissimo coreografo del Novecento, ma anche amo moltissimo Béjart. Béjart, Maurice Béjart, grandissimo Béjart, coreografo. Sì, grandissimo coreografo. Benissimo, allora ancora auguri, Grazie. buone vacanze, buon riposo soprattutto. Chiudiamo qui questo spazio. Noi per l'ultima sezione ci occupiamo di cronaca, andiamo a vedere come è aperto il TG3.